Buongiorno, si avvicini a quel tavolo. Scusi Cristian, ma c'è la sedia del testimone? C'è la sedia del testimone? Sì. E manca la dichiarazione. In piedi a voce alta, dottoressa, deve leggere la formula della dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. Se la troviamo, se no dica con me, consapevole della responsabilità. Consapevole della responsabilità Morale e giuridica morale che assumo con la mia deposizione, assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità mi impegno a dire la verità, e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Si accomodi pure. Allora, dalle sue generalità, E Napoli Maria Teresa, nata a Gasperina, Catanzaro, 19/11/60. Grazie. Lavoro presso l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. e lì è domiciliata. Domiciliata via Marina 122, Monte Paone. Monte? Paone e Lido. È riuscito il cancelliere a prendere nota? Sì. Sì, io avevo dato questo perché mi avevano convocato come dipendente Benissimo. dell'azienda. Prego la difesa per le domande. Grazie. Buongiorno dottoressa. Senta, lei ha detto che lavora presso l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Che ruolo svolge? Sono psicologa presso il consultorio di Badolato, nonché responsabile del servizio, poi ho altre menzioni in direzione aziendale per altri, come coordinamento consultori, immigrazione, insomma altre cose che non riguardano. Quindi lei ha una specializzazione professionale in psicologia? Non si sente. È laureata in psicologia? Sì. Dottoressa, abbia pazienza, si vede come parlo ben vicino al microfono. Ok, Tra sì, l'altro sono deve avere, laureata- guardi dottoressa, deve avere cura di parlare allineata, Ah, ok. dritta, perché se parla così vede che non si sente più. Vabbè, io provo. Sì. Sì, sono laureata in psicologia e assunta in qualità di psicologa. Benissimo. Senta, nel 2008 lei svolgeva anche a quell'epoca questo lavoro? Sì, Sì. Ha avuto modo di conoscere una giovane a nome Karima El Marug? sì. In che occasione, se può narrarlo al tribunale? Io l'ho conosciuta in quanto lei era presente a Badolato, il luogo dove è situato il servizio consultoriale, in quanto il servizio si interessa della tutela minori e la ragazza era lì senza famiglia. Io, perdonatemi, ma non sapendo, o meglio, non volendo intercorrere in scorrettezze per ciò che riguarda il mio ruolo professionale, voglio chiedere al Presidente quali limiti ho nella tutela del segreto professionale, cioè quanto io o se devo chiarire tutti i punti, essendo svincolata dal... Lei deve chiarire tutti i punti. Ok, grazie. Bene, la ragazza è arrivata a fine 2007, io ero in ferie e sono stata contattata da persone del luogo che mi chiedevano come comportarsi. Io ho detto che era opportuno rivolgersi ai carabinieri per segnalare la presenza della minore e che comunque noi come servizio saremmo intervenuti nella tutela, anche se la minore riferiva che la madre era al corrente di questo spostamento. E lo spostamento dov'era, dottoressa? Dove era allocata la ragazza? Allora, a me risulta da quello che mi è stato riferito che i primi giorni era ospite di una signora che sembrerebbe l'avesse conosciuta quando la ragazza, credo da piccola,
era stata a Badolato, ora non so esattamente quando, però credo che la ragazza con la famiglia sia stata residente per qualche breve periodo a Badolato quando lei era piccola, forse frequentava la quarta elementare, riferisce. Per cui lei è giunta lì e ha chiesto ospitalità. E dal momento in cui poi la famiglia si è rivolta ai carabinieri, come io ho segnalato, il maresciallo l'ha inserita nella comunità Mondo X di Badolato. Per cui io quando sono rientrata lei era già presso questa comunità. Ecco, lei ha avuto modo di sottoporla a test psicologici e in particolare anche di somministrarle dei test particolari? Sì, diciamo che noi facciamo sempre un percorso di raccolta dati, di anamnesi, di colloquio e somministriamo dei test che sono in ausilio a quello che poi è l'osservazione globale. E ho somministrato l'MMPI, che è un test che in genere, essendo standardizzato, viene accolto con maggiore favore dal Tribunale dei minori e al quale io mi sarei dovuta rivolgere perché essendo minore avrei dovuto poi relazionare al Tribunale dei minori. Ho somministrato anche il TAT che però ho valutato diciamo, più come stimolo per raccogliere le idee che la ragazza o i pensieri che la ragazza raccoglieva davanti allo stimolo visivo. Bene, ecco, chiedo scusa Presidente, noi abbiamo già con il consenso della Procura a suo tempo depositato le relazioni, sono i documenti 33 e 34 della difesa. Non so se il Tribunale ritiene che li sottoponiamo visivamente alla dottoressa, che li possa riconoscere in modo che poi posso sintetizzare. Sì, facciamo così. Sì, grazie. Abbiamo delle copie pulite. E manca una prima relazione. Questa è la relazione. Può dire la data della relazione che sta leggendo? Allora, devo trovare la lettera di trasmissione un attimo. Quelli della difesa. Allora, questa è la trasmissione del 17/6/2008 ed è la relazione che io ho fatto il giorno dopo che la ragazza è stata rimandata al suo paese d'origine. Ho inteso mandare questa relazione con allegata l'altra relazione, la prima che io mandai al Tribunale, perché Quella dell'11 febbraio. Io la data non me la ricordo, però se me la fa vedere sicuramente. Quella non l'abbiamo trovata. Sì, che è il documento 33. Sì. Glielo diamo. Sì, eccolo qui, dottoressa. Glielo dato. No, vi spiego perché. La prima relazione è l'illustrazione al Tribunale dei minori della situazione in cui trovavamo la ragazza. Abbiamo lavorato in rete con il consultorio di Taormina e con i carabinieri di Letojanni, che per lei avevano avuto un ruolo importante, e nel momento in cui la ragazza è stata ritrasferita nel suo territorio d'origine, noi ci siamo preoccupati che lì si mettessero in atto una serie di azioni di tutela e per cui abbiamo trasferito poi a questi referenti la nostra documentazione. Perché dico questo? Perché nella prima relazione io ho allegato soltanto il rapporto narrativo del test MMPI per illustrare al Tribunale diciamo, la serietà del disagio della ragazza. Nel secondo invece, ora non ricordo se ho legato tutto, ma vi spiego perché. L'elaborazione del test MMPI comprende un rapporto narrativo, diciamo che riassuntivo, e poi una serie di altri fogli che sono diverse modalità di lettura.
che per me servivano alla collega del servizio affinché potesse meglio comprendere le varie sfaccettature del test. Cioè io ti do il test e tu col test completo sai fare la tua lettura. I test non sono l'illustrazione precisa dello stato di salute di una persona, ma sono uno dei componenti che permettono di comprendere la salute della persona. Quindi la completezza eventualmente inviata nel secondo invio è per far capire alla collega come poter lavorare. Quindi ritengo che la prima relazione sia estremamente importante. Abbiamo introdotto, sempre con il consenso della Procura, a suo tempo anche quella. Quindi, chiedo scusa, queste redazioni sono cosa? Sì, le abbiamo tutte e due sul Procura. No, allora ci siamo persi perché non avevamo compreso, avevamo capito che invece mancava questa prima relazione. Gli abbiamo dato una alla volta, Presidente, gli abbiamo dato la prima, adesso gli abbiamo dato anche la seconda. No, ce l'ho. Eccola, Allora l'allegato, tanto per 33 far e capire. 34, Presidente. Allora, l'allegato 33 c'è una trasmissione al Tribunale dei Minori dell'11 febbraio 2008 con allegato per il Tribunale dei Minori di Catanzaro. Esattamente quella. Questa è la prima sì. che stava dicendo adesso, con allegato il rapporto narrativo? Sì, il rapporto narrativo qui non c'è, però è allegato alla seconda relazione, insomma, non è importante. Non c'è la seconda allora, perché stiamo La controllando in seconda deve essere contemporanea. 34, il rapporto narrativo. Presidente. 34 c'è solo il rapporto narrativo. Sì, questo. Manca la relazione. Però Qual è questa seconda relazione? No, c'è una seconda breve relazione che è la sintesi, che è quella del 17 giugno 2008. forse è stato chiamato rapporto narrativo, però c'è la relazione allegata. No, comunque noi ce l'abbiamo, se la facciamo vedere alla Procura e Sì, ma questo è il No, direi è stato prodotto, la prima è il rapporto narrativo e non quella del 17 giugno 2008. Se la Procura è d'accordo possiamo produrre anche questa, altrimenti sì, benissimo. allora non Perfetto. c'è. Aspetti, perché mettiamolo qua. Sì, l'ha prodotto invece questa seconda relazione, l'ha prodotto il pubblico ministero al subfaldone numero 8P/19P, foliazione 32. Benissimo. Manca alla produzione il test, la somministrazione del test. E quello che è lei? Questi? Ci dovrebbe essere dei fogli allegati. Guarda. Benissimo. Allora il Tribunale acquisisce e viene allegato al verbale d'udienza. Grazie Presidente. Ecco, scusi, stavamo chiedendo, queste relazioni sono la sintesi del lavoro che lei ha svolto sulla minore, sostanzialmente. Ecco, può sinteticamente riferire al Tribunale qual è stata comunque la sua opinione per quanto riguarda la personalità della minore? E la ragazza da noi arriva con un livello di sofferenza psichico molto alto. Tanto è vero che abbiamo coinvolto la neuropsichiatria infantile, inizialmente soltanto come regia e poi invece avevamo cominciato a fare due colloqui per l'esattezza, poi la ragazza è scappata. Dopo quanto, scusi se interrompo dottoressa, cioè quanto lei è riuscita a colloquiare con la ragazza, quante volte l'ha vista? Se ricorda ovviamente. Insomma, diciamo che inizialmente forse la vedevo ogni settimana o ogni 2 settimane, ora non ricordo bene, ma inizialmente quando è arrivata stava molto male. E
Quanto tempo è durato questo? Un mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi? Ma dunque è arrivata a fine dicembre, io l'ho vista subito dopo le feste di Natale, quindi credo, non lo so, l'8 o il 9, fino al 16 giugno, quando poi il maresciallo ha deciso, su indicazione della procura, di trasferirla a Messina. Quindi diciamo un 6 mesi circa. Grazie, scusi, continui pure. Intanto vorrei che si chiarisse che parliamo di un adolescente e la salute psichica negli adolescenti è sempre una salute precaria, perché la tappa evolutiva porta delle oscillazioni. Nel caso di Karima la situazione era molto più complessa. Karima evidentemente, dato il picco di stress molto alto, parlo di stress mentale, era arrivata ai limiti di una sofferenza psichica che la portava in alcuni casi a spostarsi in un mondo simbolico, immaginario, e io ho ritenuto che questo fosse una sorta di fuga dalla realtà. Stiamo parlando di termini tecnici, vorrei che si capisse che c'è una differenza tra il termine tecnico e il termine generico. È un meccanismo di difesa che viene utilizzato dagli adulti, ma ancora di più dai bambini e dagli adolescenti, quindi è un meccanismo sano, non è un meccanismo malato. Io vado in un altro mondo perché il mio è troppo sofferente, il mio mi crea troppo dolore, e mi rifugio in un mondo immaginario dove io mi sento meglio. È quello che fanno i bambini quando utilizzano la fantasia del gioco. Che noi adulti ogni tempo. Grazie dottoressa. Senta, lei nella relazione la prima relazione del febbraio, a pagina 3, prospetta, leggo Presidente per completezza, riferisce nei primi incontri alcuni dati anagrafici non veri ed una serie di avventure che l'avrebbero coinvolto di cui non si ha riscontro. Lei ricorda di che cosa si tratta? Ovviamente col tempo trascorso. Karima era una ragazza che aveva una loquacità fluttuante, veloce, intensa, una ragazza molto intelligente, brillante. Parlo sempre di intelligenza, e lei raccontava le cose mettendo insieme dandoti tante informazioni che in alcuni casi ci sembravano non coerenti, no? Per cui io ho sentito la necessità, come in genere facciamo nel percorso di tutela, di andare a vedere, raccordandomi poi con Messina, quanto di queste cose io potevo mettere nel calderone della valutazione diagnostica, perché per evitare di fare una valutazione diagnostica sbagliata. E in alcuni casi mi sono ritrovata con situazioni che non trovavano riscontro. I colleghi mi dicevano no, a noi non risulta, non sappiamo se c'è stato. In alcuni casi tipo una frequenza a scuola, almeno questo ci è stato riferito telefonicamente, quindi c'è stato detto che non aveva frequentato in quella scuola ma in un'altra, però sono informazioni ricevute telefonicamente. E anche in alcuni casi, quando lei raccontava, sarà stato anche il picco di stress che la ragazza aveva, alcune informazioni sembravano non avere una coerenza, per cui siccome mi sono trovata in una situazione difficile, raccontare al Tribunale dei minori tutto quello che lei mi raccontava, e sarebbe partito un procedimento di indagine, o forse già c'era, io questo non lo sapevo, cosa avevano fatto prima a Messina, per esempio sul padre che lei definiva maltrattante. Ecco, però poi scusa se interrompo, dottoressa, può soffermarsi un attimo su che cosa narrò dei rapporti con il padre, di episodi di violenza e maltrattamenti? Paradossalmente lei lo definiva maltrattante, però poi nel soffermarsi nei dettagli, nel colloquio, lei alla fine diceva: mio padre mi picchiava quando io tornavo tardi da scuola, non mi voleva mandare a scuola, mi voleva che io seguissi le regole della nostra cultura in modo rigido, io invece non mi sentivo di farlo. Però poi diceva: mio padre è buono,
Mio padre non ha mai picchiato mia madre, non ha mai picchiato gli altri fratelli. Mio padre ha autorizzato mia sorella a stare a Las Vegas, sorella di cui noi non abbiamo, non sappiamo se esiste. No, magari sì, cioè assolutamente. Noi abbiamo uno stato di famiglia italiano. Allora era un padre, per questo io ho sentito di fare una doppia versione, per dire al tribunale, allora attenzione, abbiamo una ragazza con un picco di stress alto, potrebbe anche darsi che quello che mi sta raccontando è una fuga autistica, cioè è una ragazza che si sta spostando in un mondo immaginario perché sta soffrendo troppo, quindi è un meccanismo di difesa, cioè quello che mi sta dicendo forse non è la verità, per cui può partire un meccanismo, diciamo che potrebbe essere non compreso. Allora io ho pensato di mettere nella prima parte della relazione tutto quello che avevo potuto convalidare e una seconda parte dove dicevo queste cose mi sono state riferite, ma saranno vere, voglio dire, io non lo so, però ve lo dico perché abbiamo una ragazza con una sofferenza alta, quindi ci stiamo prendendo carico di lei e speriamo che stia meglio. Infatti prima che andasse via la ragazza stava molto meglio. Grazie, sta molto chiaro. Nessuna altra domanda, Presidente. Nessuna domanda, prego, la Procura. Dottoressa, vorrei tralasciare i concetti generali o le forme di protocollo perché diamo per acquisiti che un minimo riusciamo a comprendere tutti. Però io le chiedo, lei quanti colloqui avrà fatto? Quanti colloqui ha fatto con la signorina El Mahroug? Ora io dovrei avere la cartella per dirlo, però bene, ritengo a memoria almeno sono sì, 2, sì. sono 3, sono 20? Sì, no, saranno sicuramente più di 10-15, forse anche 20, sì. Quanto tempo ha avuto per quanto tempo, per quanti mesi lei ha avuto la possibilità di dialogare con la minore? 6 mesi, infatti quello che io dico è circostanziato nel tempo, parliamo di... Io le ho fatto una domanda, poi Sì, quanto 6 mesi. tempo? 6 mesi. 6 mesi, quindi un periodo abbastanza lungo. Ora lei immagino che abbia avuto un'esperienza pregressa prima di accedere alla vita della minore, è così, sì o no? Sì. Ora, lei ha parlato di concetti astratti, e cioè il bambino che si nasconde, lo stress, la forma autistica, eccetera. Ora io le chiedo, rispetto al vissuto che lei ha avuto con la minore per 6 mesi, che è un tempo molto lungo, lei ritiene che sia stata anche bugiarda e che si sia inventata alcune circostanze della sua vita? O lei ha preferito fare una relazione sfumata per non prendere posizioni nell'uno o nell'altra versione? Io nella relazione ho parlato di fughe autistiche, che non la fuga Io le ho autistica... fatto una domanda precisa, questa è in generale. Rispetto alla minore con cui lei ha avuto la possibilità di avere dialoghi e conoscerla per 6 mesi, lei da persona esperta dovrebbe essere in grado di stabilire se questa minore è una persona che ha preso in giro anche lei. Lei è in grado oggi di dirci se ciò, sull'analisi che ha fatto in passato, è stato possibile che è successo? Preso in giro... Beh, raccontando falsità. Sì, però un professionista psicologo, specialmente con l'utilizzo di un test psicometrico... Allora, io sto parlando con lei, non voglio giudizi in astratto di quello che è lo psicologo. Lei... Ma la mia funzione è da psicologo, io non ero l'amica di Karima, mi perdoni. Appunto. Lo psicologo deve essere anche in grado per aiutare la persona che ha in cura, se è una persona che inventa, se esagera, essere in grado in 6 mesi di fare una graduazione rispetto alla vita di questa minore. Infatti io ho parlato di fughe autistiche, la fuga autistica è una fuga del mondo del reale, si raccontano anche delle cose non vere, ma è un meccanismo di difesa. Sì, però lei associa questo a una cosa autistica, e cioè dipende psicologicamente dalla vita della ragazza, quindi lei ritiene che nel passato della minore c'era tanto stress, come lei dice, al punto di farla fuggire nella sua fantasia, ma è una cosa diversa dall'essere bugiarda e probabilmente aver preso in giro gli assistenti sociali che l'avevano in cura. No, io non ritengo che ci abbia preso in giro, io ritengo che quello che non poteva non essere coerente o poteva alla gente sembrare bugia, per noi ha una lettura tecnica, è una fuga autistica.
Cioè è un meccanismo di difesa in una ragazza con una grande sofferenza, quindi non ci sta prendendo in giro. Senta, ma questa grande sofferenza in che cosa consisteva, mi scusi? Lei ha parlato sempre in generale, l'avvocato Ghedini non ha inteso saperne di più, io invece vorrei sapere, quando lei dice una ragazza che si è mostrata sofferente sin dal primo inizio e così per 6 mesi, che cosa intende per sofferenza? Non in termini psicologici, in termini concreti. Sono qui come psicologo, come faccio a non dirlo come psicologica? Lo dice il test, basta soltanto guardare i picchi. Lasci perdere il te, lo racconti alla Corte. Risponda, sta dicendo dice il test e magari ci diceva perché. La test può rispondere nel modo che ritiene, anche avvalendosi del test che ha somministrato alla ragazza. Io vi chiedo perdono, però io posso parlare di Karima in quanto psicologa e non in quanto persona. La sua sofferenza era legata a una serie di esperienze castranti da parte, questo è quello che le riferiva, da parte del padre, di maltrattamenti, almeno questo era quello che riferiva, in quanto lei tendeva a voler fare una vita, discostandosi dalle regole della propria cultura, e il padre invece cercava in tutti i modi di trattenerla in quel regime. Per cui lei, questa cosa le aveva creato grossa difficoltà. Tenga conto che parliamo di un adolescente e nell'adolescenza una situazione di questo genere può portare a una problematica di tipo borderline. Non sto dicendo che lei era una borderline, poi sto dicendo noi abbiamo un grande problema con l'immigrazione e con i minori dell'immigrazione e non possiamo adesso non parlarne, perdonatemi perché questo è il mio lavoro. Il minore immigrante si ritrova spesso e volentieri in questa situazione ad essere scisso tra una cultura che lo vuole tenere in un determinato spazio e la cultura del territorio che lo porta in un altro. In una situazione dove c'è un padre che può essere forte, tu rischi di scinderti. E se ci sono anche altri tipi di esperienza, lei ha raccontato di essere scappata di casa, di aver fatto altre esperienze, di esperienze negative con altre persone, in quell'anno in cui era scappata, la seguivano i colleghi di Taormina. A me la cosa che risulta, e si vede benissimo dal test, ripeto, io parlo dell'MMPI perché è standardizzato. La differenza tra un test proiettivo e un test standardizzato sta nel fatto che il test standardizzato è più scientifico e lei ha delle punte di sofferenza che le danno in lettura psicologica delle punte alte in alcuni ambiti. Chi sa leggere questo test se ne accorgerà, perché lei ha delle punte alte in alcuni spazi che sono molto vicino all'area borderline. Quindi abbiamo una ragazza che stava rischiando di andare in una situazione di patologia, però noi ci siamo accorti dopo 6 mesi, vivendo in una comunità che la conteneva, che le sapeva dare le regole discutendone, che sapeva anche darle affetto, come la ragazza, infatti lo dico nell'ultima relazione, come la ragazza era rientrata, stava molto meglio. Infatti io non ero molto favorevole al fatto che andasse via. Ed è anche vero che non abbiamo usato farmaci. Allora, se io nelle relazioni scrivo questo è perché abbiamo una ragazza ai limiti del rischio psichiatrico, cioè psicologico, psichiatrico è un pochino sbagliato da dire. È una ragazza che ha una sofferenza, ma per gli adolescenti è facile arrivare a questo picco di stress, però poi rientrare. Il rapporto con la madre, come emergeva nei dialoghi la madre con Karima? La lei madre... che cosa percepite, che cosa le diceva la minore? Allora, lei diceva che la madre era una persona che la comprendeva, ma che non aveva potere nei confronti del padre, per cui non la poteva difendere. Tant'è vero che lei raccontava che il padre la voleva sposare con un signore anziano e la madre era d'accordo con lei, però non riusciva a difenderla. E però una madre non maltrattata dal padre. Nel senso... Ha mai raccontato un episodio di un olio bollente che dal padre durante il litigio, se gli sarebbero state riversate su di lei, che aveva delle cicatrici in testa? Di questo fatto, nei 6 mesi che è stata con lei, le ha mai parlato la signora El Marug? Ora il discorso dell'olio bollente no, ma delle cicatrici e di quello che gli aveva fatto il padre sì.
E come ha giustificato queste cicatrici, visto che non ne ha parlato di olio bollente? Che cosa vi ha detto? Se il padre era maltrattante e la picchiava, poteva anche, insomma, averle creato qualche No, se ho un lesione. ricordo preciso del Io non ho un racconto ricordo. della ragazza. Sono 5 anni, ora era un fiume. Un colloquio con lei era un fiume, mi creda. Quindi però non ha associato le cicatrici che aveva in testa con olio bollente. Non lo ricordo. Ricordo però che le ha associate al padre, questo sì. Che le ha Al associate maltrattamento al padre. del padre, però non... Parlava di progetti della sua vita, oltre al fatto della cultura in cui lei non si ritrovava più nella cultura occidentale, eccetera. Ma lei in questi 6 mesi, e immagino, come lei sta ora precisando, che era una ragazza che parlava tanto, quindi era una persona che cacciava fuori, diciamo, le sue problematiche, di che cosa parlava, che cosa voleva fare nella vita? Lei voleva studiare e diceva mio padre non era molto favorevole, una ragazza molto intelligente, quindi meritava. E voleva farsi una famiglia, diceva di avere un ragazzo, di voler costruirsi una famiglia. E diceva però voglio prima lavorare, voleva fare l'ostetrica. E voleva fare l'ostetrica, studiare, fare l'ostetrica e poi successivamente costruirsi una famiglia. Non ho altre domande, Presidente. La difesa ha terminato. Grazie Presidente. Grazie dottoressa, abbiamo terminato. Prego.